Saluti a tutti os amigos e amigas da RTS Novas, sa trasmissione che si porta in giro per sa Sardegna per scoprire eventos culturali che dove punti apparicciaus in ogni luogo, in ogni rincone dell'isola. Iniziando sull'ompius a state 15 puntate de novas e oggi è più vuoi dai de un festival de musica tradizionali che hanno casti da scetti a Sardegna, ma casti da finza a foras, voi di ospiti internazionali, che benti de logos differenti, non scetti d'Italia ma finza de altri logos, e poi di voi dai, e ho convidato a Jonathan della Marianna. Bene agattato Jonathan. Grazie Miriam, saluti a tutti. Saluti a tu e grazie a Jonathan della Marianna, essi, su fondatore e su presidente del Assozio Culturale Simponia, che apparisce da questo festival che sta accanto in Ghizzai, che si narra tra sardo e profano oltre il mare e la Sardegna. Beruso, bello sto titolo, mi piace. Tu sei de Scalevrano, sei ingegneri, sei musico, voi ta zonas a strumentos varios, tu sos fregas a pure strumentos, ta vaisi. Capita da vai con sicuro, Leoneddas, Sullitus. Sullitus, tu sei dessa scuola, del suo maestro Orlando Magia. Has iniziato a suonare quando vi sta uno picciocco, giovane? Già ai 20 anni, insomma. 20 anni, una ventina anni, sì. Insomma, praticamente in metà di questa vita tua da si passa suonando ogni dì, immagino. Una cosa che a metà c'è già passata. Non è reso non scoppiavo. Non scoppiavo sedati, però non è reso che tu di ora sonas e sonas, sì, però non sonas a scelta solo. Poi ti sonas finza da 4 musici. Beh, sì, quando insomma sta musica sul mondo del Leoneddas è fatto di aici. Se si suona capita da suonare a solo, su poca carità, certo, però è quasi proprio fatta apposta può suonare a Concordia, può suonare in pari. Può suonare in pari, poi deo B, questa biografia cosa tua, che tu viga savatti a questa processione di Sant'Efisi con un'orchestra popolarizzata, vero, su ogni anno. Una cosa che quando io ho cominciato a seguire questa scuola di Orlando, poi su passo di seguire questa festa bella di Sant'Efisi e l'ompio quasi in direttura. Certo. E quindi in mia Ponai si suona da tutto un pari. È un bello gruppo. L'ompio finza è una trentina, tutto un pari. Tutto si impari. Gente di ogni parte della Sardegna. Sì. Beh, in suo gruppo con questa banda del suo maestro di Orlando, sì, la maggior parte dell'area, insomma, della zona Castello, del suo Campidano, però ci dati di altro luogo pure. Sì, sì. E le uno che l'ompe di vivi in continente e cala apposta, pizza dei continenti. Gente che sono da Launeddas in continente di bene di noi possono essere di Santo Efisi, su primo de maio. Sta bello. Gente che ha conosciuto il Launeddas in continente grazie a Piccioccosu, che furiante emigrato in questo momento e quindi succede questa cosa bella. Questa cosa bella sapuro, voi tannoso manca essa Launeddas da s'accappiato questa realtà di questa tradizione sacra, questa storia, poi te sono strumento antico meda. Canto neri, proso del 3000 anni. Beh, una cosa che sul reperto proso antico, però datato che si agatta è proprio su bronzetto. Sì, su bronzetto. Che è proprio uno suonatore di Leoneddas, si vede proprio a sa perfezione, che suona da 3 scannas, altro strumento in tutta l'area mediterranea, in tutto sul mondo, a Sullido e a 3 scannas non due punti. Non si indagatta e non si indeste mai agatta fino a questo bello mineddo che sono da. Insomma, se si può tendere innanzi si questa bella tradizione. Quanti punti i suonatori della Uneddas in Sardegna? Teniamo una idea del suo numero, però manco di gente che sono della Uneddas. Ma non ti riuscirai, poi esti una cosa che in sul giro di questo su 10 anni sei questa avanti e cresce. E cresce sul numero dei suonatori, di chi ne fa di sonus, di chi ne si appassiona, di chi ne si studia. Una varietà di centinaia di elementi, io penso che
ci siano, 200-300, suonai, mo siamo sparenti a Poi te sono mascos e strumento... femmina. Mascos e femmina, sì, giovani. mannos e pittius. Poi te sono strumento che viga da pure è giovane, si spicciocchedda, Sì, beh, narraso che in isi scuola si binti picciocchettos de 10-12 anni che cominciano, mancai prospettivo pure, mancai è difficile, per un pippio, un pippio delle scuole elementari, si pone da 7-8 anni, è difficile proprio possa... sa difficoltà di fisica. Sa difficoltà di fisica che comporta da sì, suonare non è come un altro strumento. Certo, sa chitarra, una chitarra, ma l'impostazione della chitarra è comunque complicata, o di un sonetto, o di un altro strumento più semplice. Quindi tocca da chi si pighi di su subito. Certo. E poi la respirazione circolare. E di cui poi cresce di tutto, si di avanti avanti, tutto questo aspetto musicale del suo strumento. Quindi la cosa che una parte fisica è importante. Non ho scelto una parte fisica, ma penso sulla parte di studio, da si io ogni D creo questo studio. No, non è che tu fai una volta, sa gita, da si suonare. No, ma che manca da sa costanza, sa pratica, certo, sa pratica quotidiana, tintedia e adesso sa cosa fondamentale. Questo commenti qualsiasi tipo di studio. Certo. In questo caso si è questione di uno strumento complesso, mancai dubbio sul fatto di ganna e pare di una cosa abbastanza semplice, banale, esatto. Questa struttura manca invece è complesso, olli di sull'au proprio con questa tecnica particolare che è stessa su solido continuo e poi sul repertorio puro, insomma, è mano, fonti meta, sai, i concerti, sa Launedda, narrato con suo nome, Launedda, Leonedda o Bison, si usa biendi in generale su strumenti, questa tre scannasa, però poi a Pallasa ci sono tanti varianti, tanti concerti, te organo su Viorazio, sa mediana, sa viuda, fonti meta, e ognuno ha un repertorio specifico. Sta bello, dai, non è ciso tutto questo che mi sei contenti, che mi bene già i cana de suonare, non è da mancare. Accabato mo questa intervista e andato a suonare. Casti, a me la pragi, non scio, manca figlia mia che sti propite che deda, ma chi si vuole da suonare mi ha da fare frageri. S'assozio che apparecchia da questo evento tra sardo e profano si narra da Simponia e si nasce in suo viaggio del 2013, giusto? Sì, sì. E sei si dotto musico, su gente che suona da pesausi luoghi differenti e disigioso di dover donare spazio, voci, visibilità di questa musica tradizionale, a questa cultura, a questa musica, dunque commenti dovadesi, ammanienti e spainenti progetto a pizzo del suo folklore, della cultura, della storia della Sardegna, promuovendo questa cultura musicale, artisti che nelle imitazioni dei generi e dei stili, vero? Aici. Sì. Pensa al suo nome, Simponia. Torrendi a Leoneddas, Simponia è un concerto di Leoneddas. Come ti ricordi di quasi Simponia, Samponia. Si torrendi. Insomma c'è si torrendi ai gui. Questa regini. La rausa che in su Sarrabus poteva destinare quasi Samponia. Che è proprio un repertorio di un concerto di Leoneddas. È proprio una varietà. Insomma, quando si sono connotti con i soci fondatori, in questo caso con Enrico, socio mio, furiamo già i scienze di Orlando. Enrico pure ha sempre suonato il Leoneddas. Quindi di cui, insomma, come ti ho detto prima, è Sant'Efesi una volta all'anno e tanti poi eventi a Tokyo che si presentano e nasce aici, po' amicizia, po' sopraggiare proprio questa passione di buon impegno, un progetto. Un progetto impari, sì. Bello. Ed è, insomma, di buon impegno poi fino a Sao e ti passato su 2 anni. De Simponia ti passa su 2 anni insomma gente ho combinato si combina e sì che sì. Di combinare
combinai poi temmo sa l'ompius mo si fa subire sa locandina del su festival tra sardo e profano sa l'ompius a sa de noi edizione Sì, quest'anno, del vero? festival si usa sa de noi. Questa è sa locandina con tutto il suo programma. Ecco strumento che agattao su dessa tradizioni non scetti sadra, chiaramente. E insomma, su questo festival si da fare in Pirri, in casa Saddi, in Pirri, Sì. de sotto, a su 19 de su mese la Dammini, a Paricendi, ponendo in pari un viaggio di attobius, de spettacolo, de concerto, su Singhizza, danzando su sotto, si getta su bando, e stanno che si anda, si gira. Si vede una passillata in mese pirri. Mese virri, mese bottegas, sa gente, poi vai poghetai su bando, poi vai conoscere questo festival. Questa idea di anteprima ho cominciata l'anno passato, se sta cuccata l'anno passato, e vai proprio da gettai su bando, come poi mica fra pago comincia in noi pirri e tutto, un bello festival. Concerti, laboratori su Tintedia, se su noi in Costungrone, passai a Zagattai, proprio per donare a sa gente, Certo. sono a zona, di un apposento a Sattro. Sono una zona che combinando a sa gente a s'accostai, a vivi questa esperienza, questo festival d'ogni addì, poi tenghizza da sotto, ai 5 de merì. Se noi c'è sti genu concerto un po' tamburo e voce, po' tamburo e voci con su Como Parrano di Davide Campisi, siciliano, chiaramente. Davide Campisi di Davide Campisi di Enna, Isole Cromatiche, bello, mi piace di questo nome, voi taponi di impari, sa Sardegna e sa Sicilia, Esatto. in uno facendo riferimento, non scetti a sa musica, ma vince scovorisi. Commentasinao con Davide Campisi cominciavo proprio sa vera entrato su video, entrato proprio su festival musicali su noi a Casa Saddi. Con isso si conosceva già da tanti anni, poi si furono conosciuti in un festival in Castello. Isso fu già io da già conosco sa Sardegna a noi su premio Andrea Parodi, partecipavo all'ompio finale, insomma si sono conosciuti e nasce proprio una bella improvvisata musicale, poi un'amicizia proprio bella, strinta, dei valori. Io ho partecipato a su festival ormai mi sa che occanno è sa quarta otta, sa de 4 chieni di che bene uno del domo sì, praticamente è del domo ci fu de vago pure a sonau invitavo de su maestro de Orlando proprio per fare un concerto noi a Sant'Arcisio in Pirri e tutto, no, Sant'Arcisio è Ceragius, però si usa all'Accana con Pirri. Si usa stetti un nosu in Enna, 3 anni fa, che non sbaglio, e ho fatto proprio musica, poi in mezzo a strada, in mezzo a gente, in Niavuro, narravo su periodo dei novenas del suo mese Natale. Ah, bello. Sì, bello. E ho canno su Torre d'Avenni, impari a isso tenere su questo progetto Isole Cromatiche che proprio vedo da con isso come tasinao feso un bel causa de accostiai questa isola sai che sono su de ogni isola sì. Benita e su ta zona di ta strumento zona su tamburello proprio tamburi a cornice tamburello su di ogni razza cantata, autori dei testi susu, insomma è proprio e canta in siciliano isso? E canta in siciliano. Ecco, poi te ti faccio questa pregunta, voi a parte mi piace di questo nome che desidero, tra sardo e profano. Tra sardo e profano è un bello gioco di vuedo, tra sacro e profano, esatto. No, però usato per essere su sadro come te che vesti di sacro, no? Questo vuole dire praticamente che sei cicchendi non scetti di andare in fondo in sa musica sadra da cicchendi come ti fessi una cosa sagrata, una cosa che vedi reso a ca più voti con sa terra nostra, però ponendo in pari si vince sa sonso che
beniti de dogna logo e de dogna momento dessa storia pure. Insomma, non è scelti questa storia prosantica, ma pensa questa storia dei moi, questa storia contemporanea. Intendi pensa di questa Sì. leggitura che abbiamo fatto? È proprio, ha fatto, insomma, su gioco che ho pensato, per su senso de vai questo festival, quando si vegna a Conca, l'idea di fare un festival e nasce proprio in questa misura, come ti hai tu. Poi su nome narra tutto, insomma, esti questo che ogliaiao su fai comprendi Certo. in direttura. Proprio questa casa su cui sono nostri a capiamo a sa tradizione, A sa tradizione, a sa a sa terra, a sa storia. lingua. Certo, a sa lingua. E di cui io no, ma un'evoluzione c'è, sa tradizione, come si la potevo spiegare? Non si usa vendi su che si via da 50 anni fa, ma forse se ne è manco. Si offende con sonos De moi, de oi. che si suonando oggi, che magari certo fonte storico, fanno parte della storia Certo, del suo de 1000 anni, repertorio. de Certo. Bruso, no? Però insomma fonte vivinti. Non si usa una cartolina, un'etichetta, un suonatore della UNED, se vai questo, si è da Icci, questione da Icci. No, si usa su 2000, no, sicuro. Chiaramente, su denai decicai una evoluzione in sa musica, una sperimentazione, o da accostai a altri suoni che non funti dessa nostra tradizione. Chiaramente ho fatto a sa maniera giusta e ho di che si comprende da questa vera tradizione sarda, quindi questo che è sul mondo della UNED, savonai, commenti adesso sul mondo dei ballus o di altre arti dessa musica popolare. E quindi poi fendo detto comprendi a sa gente che all'esti sono e che all'esti accostamento con sa sperimentazione e con i altri strumenti. Poi non c'è sto programma che è ricco meda, non c'è scetti musica sonata, c'è musica pure, ci punti voci, ci Sì, punti sì. gare poetica, poeta biuca su doji, Sa ai poesia, 7 e insomma, mezzo. Cioè adesso è ricca o can. a ricca meda c'è sta poesia improvvisata in lingua basca, in euskera. E antabenni ospiti del suo paese basco. Sì, Euskadi. o canno e ho proprio a maniare questa questione della poesia, della poesia nostra in lingua sarda e in questi anni lo c'è già, però in questi anni si è approfondito proprio e si è su e ho connotto con mano con tutte le attività che vedo in sarco di tutto un anno, ma che di puro e ho connotto in realtà se commenti ponai per esempio questa dei Versolaris, dei Bascos, ma commenti questa dei Scorsos che hanno venni A compagnia. sì, ad avere questo gruppo di Sagorsica che si narra da compagnia e suppure tenete un repertorio cantato e poetico umano, insomma. E cui, insomma, si piace da giocare con i accostamenti e ma commenti abbastanza, insomma, in maniera proprio del gioco, denai accostaus i bascos con i poeti campitanesos, poi taganarausuga sa struttura e tutto sa fondamenta di questo tipo di garas poi deve essere più o meno insomma sa stessa e c'è tutto ho fatto bonai con i scorsos e su canta concordo. Biuga esi vinza sa proiettare un documentario di Marco Luzzo che si Sì. da versi paralleli. Poi te isso so viant andao so già in bella varicano sa oi, vari che fessi di su Covid, un vago dopo del su Covid, a Tobi hai a gusto su poetas, improvvisatori, sì, berzolari, sì, come I Bersolari, sì. bello meda questo documentario, poi si vede questa realtà, dei commenti esti seguita,
e sta passione che si incivica da suo pubblico che anda a Biri, poi ti cantavati, po' orasa, tutto sta di a parlare in cui, ascoltando queste poesie in euskera, in basco, Sì, sì. e Biri commenti, pensa, i giovani su, perché tutto, pi cantavati, tanti interesse umano, passione umana con questa forma. Non pare vero, ma questa questione dei garas, dei bascos, questa è una cosa Questa è una cosa spropositata. spaventosa. Noi siamo stati unia o hanno passato con Enrico e Carolina, stata socia nostra, e Carmela, un'altra amica che insomma si aiuta con Simponia a fare millas e pruscosas. Siamo stati in Nia ospiti di un altro gruppo de bascos che furianta ospiti nostri in edizioni del hanno passato del suo festival. E su furianta suonatori, musicistas. Quindi santi questionato, santi fatto conosci gente che canta, da siamo stati in Nia all'università, sul conservatorio de Bilbao, de Donostia, non de Bilbao, sì, de Donostia, de San Sebastiano. Noi siamo stati in convitati da Issus a presentare, a fare una classe del Leonedda, sul conservatorio de Donostia. Insomma, questa cosa già sa di quasi quasi non dovevo in Castello, anzi, personalmente non mi è mai capitato. Non ti è mai capitato. Ecco, mancai in moi de un anno e gustavati de diversi anni successi comunque sa scuola, sa classe de Leoneddas, de Sonetto e de altre In cose. suo conservatorio dei noi, de In suo conservatorio. È un corso di etnomusicologia, ma che si nominava Marco Luzzo. Divevo un vago di pubblicità, certo, in questo senso. Comunque, in Nia poi, conoscendo Issus, io vivo, santi contavo di come funziona la vita de is poetas. È una cosa veramente enorme, gigante. Issus studiano già in scuola de picciocchettos poeta improvvisatori. Si diventano professionisti, poetas improvvisatori. E noi abbiamo due spicciocas, non mi ricordo, comunque mi sa che non tenti manco 30 anni, sono ognuna di esse. Amaya e Noa. Amaya e Turrios e Cianniz. Sì, Amaya e Maider is poetessa verso l'Arisi. E Noa è un nome. E Noa praticamente è sa chi lancia da istemmas. Vero. Poi te su denti non temma. Sì, non è mai appeso de questo da pinti frega. E noi pure in Nia sa figura de questa figura che pone di istemmas a Issus. È una figura proprio importante poi Issus, è quasi non riuscito che sia obbligatoria, ma insomma Issus si danti proposta questa che fa in Taici, no, io si accetta questa idea, questa che riuscito come funziona le gare in noi, in piazza, quando è su comitato che o sopreri, insomma, di questa festa che pone di stemmas, invece in Nia c'è proprio una persona che studia di stemmas, poi gare Pensato su bene ti già con uno tema già apparicciao già tanti stemmas apparicciao o dosu faenti in noi? Dosu faenti in noi. Sì. Poi ben ti manca prima, poi conosci vago sullo funti già bene in Sardegna, funti già bene. Non riuscivo issa che funti già stetti a noi. Non riuscivo. Con questa formazione credo di no. Comunque tornando a su documentario de Marco Luzzo. De Marco sì, insomma, ho gli proprio proponi una mesa può regionale insomma de gustatorio de is poetas bascos con is poetas sardos, in questo caso is campidanesos, e ho cercato insomma bello. Is espertos de suo settore, in questo caso Marco che appunto ci ha proposto questo bello documentario. Insomma è un'altra cosa proprio bella che io adesso una cosa che in noi sicuramente manca ma io adesso è troppo bello a Dodenni che io sono fanti proprio garas fanti
insomma, i preliminari, sì, quindi si sfidano da regione in regione, o provinciali, si poi passano in regionali, E questo do conta da fino solo, all'ompia da ai finali, che avventi garas proprio pubblicas in televisione, in televisione, dove sti palazzetto, stadio pieno, fino a 20.000 persone. Questo do conta da ben me, da sto E documentario. adesso è bello dobire noi pure. Cazzo. Non fate voi poetas, in questo caso del campitanesimo, ma qualsiasi tipo di Beh, poi adesso arti tradizionali. mancare un'occasione, questa può spainare questa forma poetica, può davvero conosci, ma anche può lanciare. Pensa se no questa esperienza, no? Questa Manca è forma versa, no? Sciuga medas dei noi funti stetti su convitato su in Nia, poi tagascinti, insomma, in realtà esistenti. Non si usa il largo meta dei bascos, insomma. No, a parte sa lingua che Sa lingua uno va con differenti. è tutto un altro mondo, È esatto. unica. Insomma, questa mezza d'onda che sa fai Domenico e 5 entra sta Sardegna e su vai su Basco c'è da adesso Simone Monni e in Oriente Tagliecce con Marco Luz. Sì. E sa fare in calle lingue, in italiano, isa vuoi da in spagnolo o in euskera da tradurre in Ad avere un traduttore puro, accompagnato con Issus un pari, quindi io sa fai addirittura avevo su sa traduzione dessa gara pure. Quindi beh, certo, ci avevo sa fare questa traduzione del basco in italiano. In italiano, sì. Stando Si idea fu di questa ci pone su sardo, però io ho tento difficoltà con di agattare questa insomma logistica problema organizzativo con suo traduttore degnia. Vabbè, però insomma è già una cosa buona. È un attopio bello metodo importo, spero che vi intipati giovanos e giovanas, non c'è gente in manna che manca sti proso amantiosa di questo genere, di questa poesia, però pensa se giovanos. Poi questo ti voglio preguntare, quali è su pubblico tra sardo e profano? Già tenti già 8 anni su esperienze, insomma se si può subire che lì è su pubblico che si accosta da chi tendi, magari con i punti sattovius che va in tipo pubblico. Ma di tenere su di ogni età, di Gianni Cunnanda che ha avuto i ospiti che non hanno mai che non mancano mai. Punti vicino su di uomo e ogni non si vede manco un attore di verde, ti sono mannittelli. Però ci andate di qualsiasi età, ci andate giovani pure. Una dipende poi da su che ponevo su a pizza su palco, da questa proposta che vedo. Ponai quando vedo quando sta serato su concerto è stato tema de ballo ci fu metà giovani. Poi insomma sia da su ballo sardo, ma mancai altro tipo di ballo, di danza, che io attendo vince il laboratorio di altro tipo di ballo, ball folk, ho canno di su pizzica sì. Questo Mimmo Morello che vai di ball folk Mimmo Morello è calabrese. Il suo pure lo conoscevo già da tanti anni, insomma a parte essere un musicista di tante cose, esperto di tante tradizioni, non fatte dessa sua, dessa calabrese, ma è talmente conoscitore che da poco e sì che hanno i documenti su questa tradizione nostra e che sprazzina a noi ai suonatori in una maniera proprio è proprio un ricercatore manno ha visto manno meta è ammantioso pensa questa Sardegna poi che si vanno a ciccare pensa se no scroccogliai tutto Tinaro De Bruso è un bravo suonatore del Leonardo pure sì avevo è proprio si è posto proprio a pare di tutto business ma tu del nuasese invece non pensi che stiano arriva pensa s'accento usato no questo no su calabrese è difficile dove però più che c'è io da fai una serata su 17 con suo socio con Fabio Moragas a fai una
Alex un Flu. concerto Alex Flu de Bal Folk, che io già proposto che hanno passato, sempre con sul festival, e poi 2 anni dopo con un altro suonatore calabrese e tutto proponenti proprio musica tradizionale in Soro, della Calabria, con strumenti e canto su questa tradizione in Soro. Insomma, adesso, questa è sta serrata, adesso Sì. 19, 7 Sì. mesi, poi abbiamo Mimmo Morello e Filippo Stilo Duo, musica della Calabria e Arre Piccus. E poi a Repicco, l'ultima serata a Repicco è un progetto di Francesco Moritto, grande chitarrista, insomma, il suo pure grande ricercatore di particolarità musicali, insomma, a partire della UNED, ma mancai di altri temi della poesia. E torna da porre a pizzo a suono della chitarra. In questo caso impari a Stefano Colombelli e Carlo Puceddu, che avuto il puro, insomma, il Carlo è un batterista percussionista, ma Tapannai su pure sono delle Leoneddas e altre cose. Stefano invece è un contrabbassista, sono altre cose pure. In questo progetto praticamente sa cosa curiosa è che già su nome di un'arda a Repicco su questa tornano a proporre quasi a partire da Sarrepicco o di altre frasi musicali tradizionali, tutto un programma, insomma un tema a pizzo di questa insomma di queste particolarità dessa musica e davanti pure in noi manca una cosa su progetto completo tenenti a 2 cantadoras che ci accompagnano ci vogliono in pizzo su accompagnamento del suo concordo in questo caso pure quindi abbinano su sa chitarra di Francesco con altro sono e su canta concordo. Su canta concordo. Sì. E tornando a una cosa, su programma abbiamo che c'è stato un nome di importo della musica sadra internazionale che è questo di Paolo Angeli. Paolo Angeli ha da suonare con tenores Murales de Orgosolo, stando su Franco Corria, Antonio Musina, Maurizio Basso e Cosimo Mureddu. Questa collaborazione già è longa o è una cosa nuova che è iniziata de vago? Che si contai? Noi ho conosciuto 2 anni fa, un anno e mezzo fa, e ho conosciuto proprio questo progetto. Non penso che sia per me questa collaborazione De Angeli con suo tenore. Insomma, è un progetto. In questo caso, fatti questo progetto, poi è un trasardo profano. Poi proprio si incontra del suo tenore con sa figura di Paolo Angeli, che già isso è conosciuto a parte mille cose che vedi, però è conosciuto questa chitarra questo carro armato che hai fatto isso e tutto isso impari a narrato che questa chitarra penso che sia un'invenzione di un altro musicista, però impari a Paolo tanti tornata a pogare tanti studiata mi sa che su che comprendi di oggi hanno toccato 3 o 4 versioni differenti. Isso da poi di smontai e torrai a montai posso che disrepiti non riuscivo canto giro su de cordas percussioni isso da zona da finché con sarchetto con i spesi impera da altre cose certo. È mezzo elettronica è mezzo insomma è un concerto a solo. Un concerto è un one man band, come si chiama da Paolo. De Bruso da one band. Sì. Poi il suo puro, insomma, non riuscivo a definire il jazzista o forse è impossibile da definire, però ci scudi da pizzo su tante cose sul repertorio tradizionale sardo. Il suo puro meda appassionato del suo canta concordo. Quindi ci torna sempre a
e cui hanno smontai su sa base di questo genere, più che altro più che de su genere tandisciu da una sonata del Leonidas, più che de su canta tenore, si uso questione de torrai proprio a sa base a sa regini, sì. a sa regini de su de questioni de certo. Però Bonendi, poi che comprendi bene questa filosofia del suo festival, questa filosofia si impone e tutto è cosa di apparicere, poi impari s'aspetto tradizionale con questo aspetto però innovativo, sì, della musica di oggi, del linguaggio di oggi, della musica di altri luoghi, che si questo che vedi pure con Paolo Angeli, poi te su... Adi vivi, non mi ricordo che vivi ancora in Spagna, sì, iniziando su insomma Anda de Torre, Sardegna, Spagna, Nord Africa, stai sempre in giro, Italia, insomma, il suo piccato di ogni luogo e poi impari appunto sì, insomma, Dudorra a portare in noi. Si Dudorra da con questa tradizione, con isso cambia completamente il colore, cambia completamente forma. Sì. Adesso è bello ad ascoltare con un tenore Murales de Orgosolo. È un bello progetto. Un bello progetto. Deus come tapponau, Deus ho piccato patti, come tapponau quasi, insomma, l'anno passato, 2 anni fa, a su festival Sonala, di Pierpaolo Vacca e di Fabio Calzia, in Furioso in Lodine, sa dia. Non Furioso cui manco commenti de sonatori, sì, ponai poi Enrico su socio mio tieni da che fa in meta con questa parte tecnica pure, audio video, insomma, furioso cui proprio può seguire una parte video del suo festival e una di queste 2 disi ci fu proprio questo concerto di Paolo Angeli con suo tenore, quindi di cui Diauso già intendo questionare a parte che insomma con Cosmo, con Franco, del suo tenore si conosce da tanti anni, si vive in tanti luoghi, quindi è un fetti gusto e commenti avere su significato del suo festival nostro, quindi non può mancare. Non può mancare. Ascolta, c'è adesso finza su concordo sa Senas de Portigali, sa di prima su 10 e 7 e mezzo, iniziando su un altro momento de musica e de canto tradizionale sadro, poi te noi si spostavo in Portigali, in cui sicuro c'è questa tradizione, c'è su canto e concordo in cui su canto a concordo che è stile differente da su canto a tenore, vero? Sì, narrauso che in certa vita adesso insomma noi siamo su centro-nord fino a Sassuso, noi siamo su margine, ci siamo ancora più a Sassuso fino a sa Gaddura come ti ho prima, su Concordo è meta in Baronia pure, su Concordo è più che altro proprio una tradizione di certo momento del rito come ti su de Vasca certo. O de altri, quindi frutzi narauso che sa conoscenza de questo aspetto della poesia, del suo canto e prospettiva in confronto a un tenore, un altro tipo di poesia. I momenti tradizionali si funti proprio limitato. In questo caso poi certo è differente del suo canto a tenore in tante cose, in i bogi, in suo numero, in sa struttura proprio è differente, in maniera specifica è proprio differente sa struttura. E in questo caso devo accostare, in questo caso questo accostamento ponai Deus decide uno, poi ti capita come ti ho prima, che già hai un progetto e già accostato, tenete già questa proposta pronta, può essere combinata a denoso, ma invece in questo caso del suo concordo con una compagnia sul gruppo dei scorsos, devo cercare un oso,
forse si finse po' aspetto su de vicinanza, Certo. de provare De a andare, assonanza. provare sapere tanti da fuori, a intendi prima su uno, poi s'altro, Mm. aspetto che ci causa sempre, che proponevo sempre, è di fai vai una battita del suo concerto impari. Magari sia un'improvvisata, una cosa che si può studiare Uno va scendo prima. che appunti, esatto, che appunti convitato. Tanto tu si chiede una cosa sul discorso delle isole cromatiche, delle isole cromatiche, Esatto. davvero, se volete Esatto. Corsica e Sardegna, si chiede su questo discorso, da Magnaus. Sì, Bene, Jonathan, se usa ribenda a capo di questa bella regionata. se sull'ompenda sa di noi. Certo, se sull'ompenda sa di noi di Trassardo e Profano, oltre il mare e la Sardegna, che Sarragodo, esti su festival che appariccia da Socio Culturali Simponia, che ingizzala sotto de su mese la Dammini, andare innanti si vince su 19 de su mese la Dammini, vunti 8 disi, vero su? Sì, ponendo 8, 9, 10, 11, 12, s'anteprima, insomma. 16, 17, 18 e Sì. 19. Con state prima punti noi, Sì. vero su? Teniamo un bello programma che hanno una raso che da questa prima edizione che fu in su 2017 una dia fu nasce poi vai a topiare questa musica nostra con questa musica de sa Spagna, in questo caso ci fu di Alfonso, il suo pure grande amico, e poi ha praticato sul festival tanti ottas. Però se si andando avanti con le edizioni, pare che non ci deve usare mai con il suo calendario. E ci pare, si sta mangiando su calendario, si punta mangiando a Tobius, si punta facendo pro mannoso, pro su da importo, poi te cresci ti vince sei ospiti, si ne punti in metas, Sì. ha ricordato che questo festival si va in casa Saddi, in Pirri, Sì. Dogna Teneo su- in Meri, dei 5 e 7 e mezzo, punti questo orario dei sconcertos, perché tutto il 7 e mezzo. Il concerto su tutto su Ai sette e mezzo. in su driatto de Casa Saddi, un bello luogo, dopo passare a chi non conoscesse Casa Saddi, dopo passare da Biri, Certo. è proprio una bella realtà di via, è storica questa casa, Certo. è storica, e in Nia avevo tutti i concerti. Poi c'è anche il laboratorio che io fai patti in Casa Saddi e patti a Saposentedo che adesso sa sede nostra e siamo de Enrico su socio Che sta accanto. esti a fianco, esti sempre in via Totti in Pirri, una bella uomo campidanese qui pure e di un nuovo Aposentedo pare che esti Che è un luogo piccolo, intimo. invece il logo di Cindai. Il luogo cindari può accogliere gente in mela, Sì, può sì. accasaggiare gente in Una bella mela. lolla, un bello magazzino, una insomma. bella brazzettella, ci capi di... Una bella verica persona ci capi. Sì. E da tenevo a disposizione de occano passato e questa cosa bella è proprio questa che in NIA io ho fatto laboratorio, concerto ancora non si usa attrezzato, potendo questo format de concerto che tenevo proprio in Casa Saddi. Però insomma s'ha fatto comprendere questo luogo che ci dà cabaso poi in partenza e ci dà cabaso a Saposentedo, in questa sede nostra, tutto sono pari, quasi si conosce dei Bruso, con i ospiti che tenevo, quindi tu immagina de su Mengiano, su Meria, sul momento finale che convidavo a tutto, Poi ci punti vista c'è da uno momento scambio. Conviviali, Sì, si certo. pappa in pari, si buffa in pari. Non deve mai mancare, Questo insomma, si questa aspetto- ospitalità di no. nostra non si tocca, quindi questo aspetto pure C'è da mancare altro. ho li traballato questo pure. Ho traballato, di fatto ti si io bene. E strevi c'è di sempre traballo. un po' scambio, Eh. poi si conosci, poi vai a topiare, questo che sto cercando sempre in sul festival. Da dove vai crescere? O se non è che lì una cosa può serrare, mancare se arredare che lì una cosa. o lo aggiungi giusto che non io sono nominato. Su Segi, questa seconda gita, torno a cominciare con Ambrogio Sparagna e l'orchestra popolare Popolare italiana, Italiana. un altro bello nome
dessa musica popolare italiana, insomma, internazionale. E nia eu tenni Ambrogio, Raffaello Simeoni, Diego Micheli e Alessia Salvucci, che sanno a intendi proprio sonoridadi, un vago di tutto su stivalli italiano, ecco. E io ho provai poi ad un besturare con un ballusard, e tanti nasci, tornando sempre a improvvisazione. E poi ho tenni su G8, sa penultima dia, e ho tenni Mammi, che praticamente è formato da Elisa Marongi, da Alessia e da Diego Micheli, che sono con Ambrogio Sparagna. Praticamente io adesso un vago de su che io intendi in nia, tornavo a proporre insomma con questa bella oggi di Elisa, che è sarda. Isa ormai è emigrata, vive in Ciocciaria, vive in sul Lazio, è sa sposa di questo bravo musicista Diego, che suona con Ambrogio. Quindi io intendi questa commistione, questo mix, questo misturo. E sa dia con bella session. Sa dia jam session, chi più ne ha più ne metta, poi ci funti tutti gli altri amici nostri de Balla Sardegna, Matteo Muscas, Matteo, Eliseo, Samuele, Gigi Zuncheddu, che è un giovane poeta improvvisatore, che c'è adesso vince sa dia dessa gara. Ah, certo, dessa gara poetica capitanese. Su Burceresu, figlio insomma, su Babbo Buru è un poeta, Roberto, un versatore, ovviamente li potevo dire. Mariello che suona la chitarra e Luca Schirro. E poi sa dia c'antessi, chiaramente non puoi mancare su maestro, io sono deppe presenziare, supervisionare, deppe di controllare. Certo. È un'altra bella un altro bello ospite adesso Stefano Campagna, che è un ballerino a Notte dell'Attaranta, che adesso è presente finché poi vai in laboratorio. E ricordato finché i presentatori dei attori dei concerti, Federica Picciao, Daniela Vitellaro, Ivo Murgia, Fabio Marceddo e Renzo Cucis. Sì. Alle conosci, tu conosci? Già dotto praticamente, sì. Sconosci. Già dotto. Due sono storici. Ivo penso che sia sopra storico, ormai non manca, non salta per un'edizione. Esatto. Federica e Saburo ormai da tant'anni. O canno può più a maniare su sa squadra dei presentatori, con Daniela, con Renzo e con Fabio Marcetto. Pensando, so bello un momento su pensa con isso, e sa lingua è italiano però, non sa puoi dare sadro, o sa puoi dare vinta sadro. Io presentai ormai non riuscito a cantare, presentato e tutte cose, tutto sardo. Tutto fatto in sardo. Bello. Sì. Capitavo Ivo de questione in sardo e de essere risposto in americano o in altre cose. Questa è una specie di pregunta a trabocchetto. Può dire commenti i tema rispondia, sta volta chiaramente su sadro, devi essere presenti sempre, non c'è questa cantata ma penso senza voi. No, infatti, ma poi si rendevo conto che è proprio piega da tutta un'altra. Certo. C'è stato un'altra atmosfera, insomma, un modo dove comprendi le cose, non fate questa cosa che comprendevo su Deo e tu che stiamo venendo, ma fai patti come te andavo prima dessa terra nostra, del suo sangue nostro, la lingua, il sonus, tutta questa tradizione. Certo, non è che tu lascia la sua banda, Susaro, su di tradizione, di musica e tutto, insomma, il sonus dipende sicuro su questa lingua. Bene, Jonathan della Marianna, grazie a me su spacciao e su acabau questa bella regionata, grazie a voi. C'è passata sora, grazie. C'è passata sora, di aderas, una bella ora, insomma, si è ricordato i datas dessa noi edizione tra sardo e profano su festival di musica che si fa in Casa Saddi in Pirri, del su 8, su 19 la Dammini,
adesso 2025, accanto a Inghizzai. Si entra su festival donando un'offerta libera, però si va a cantare due concerti. Due concerti sono a pagamento, potete accattare tutte le informazioni, insomma, Facebook, Facebook, Instagram. Finché può avere il laboratorio, si può iscrivere, può piccare i patti, forrogai. Se io provando a fare una sua pubblicità, grazie a tu e finché può questa. Grazie a tu, quando hai poi e poi mai potrà ora che già è un'ora. Fu dentro di tutto questo programma, praticamente io sono fatto già un attopio del suo festival. Esatto. Dopo ne ho conto poco hanno viene. Grazie. Sento che ora sa 2 minuti su depo donai giusto recordai che si punta scuttendo che c'è sta agenda di eventi su voi c'è tra sardo e profano eventi principali, però ci punti vinza altri eventi che punti già inghizzauso che punti in questo momento, in questo periodo commenti ponne su Cagliari Urban Fest Generazioni Metropolitane, che è un festival di arte urbana organizzato da socioculturali Asteras o Asteras, non mollo equivocare il nome con accento, però si fa in Sabida de Castello, in città di Castello, con ponendo in pari meda Bigianso de Sant'Elia, Sant'Umiali, Stampagi, Sestivata Sante Prima, de su 2 e su 4 della Dammini, con per Habitat de Grisa, Federico Carta, che di fatto quest'opera murale bella a meta, e se andare in anticipo su mese della Dammini fino a su 26 su mese della Dammini voi arrivate su sa visita guidata periferia della Tesame su Castello de Sant'Umiali in compagnia del Saguradora Ivana Salis, poi visitai su Castello e iniziando tutti i dettagli su Dusagattaisi su giasso www.associazioneasteras.it. E mi perdoniti che ho sbagliato l'accento, però. Sinara, dell'emisfero destro, sta stagione, ti piace su teatro tu? Sì, che si su teatro, vago. Non vago? Pago, dai. Però mancai gusto di Vracidi. Poi testo una stagione teatrale del suo teatro civico de Signa, che è in carriera da certo bello teatro, bello programma. Su programma sagatta da tutto in sa pagina Facebook del Effimero Meraviglioso. A partire del 11 del mese della Dammini vinza su 21 de Vriargio, ante si segi is appuntamento se stanno ai spettacoli di teatro che potevo subire in su teatro civico de Signa. E avrà in Signa poi testinghizza su 14 del su mese Capodanni sa mostra del su World Press Photo 2025, insomma su chi sei amantioso su de fotografia non si potessi vedere questa mostra che si va in su MUA, in su Museo Archivio de Signa, e ad avrei aperta fino a su 19 del mese della Dammini, come l'ultima D su Trassardo e Profane stivolo l'ultima D può visitare questa bella mostra in su MUA de Signa. E Serrauso con un altro bello attopio che sa da fare del su 10 su 12 della Dammini in sa mediateca del sul Mediterraneo in Castello, che avere di Senna sa po' questo evento che si chiama da Climax Sardegna 2025, che è un evento che vuole impari a topi sul laboratorio, su conferenze, sa pizzo su del su clima, del ambiente, della natura. Poi immaginare un benidori che sia da sostenibili, giusto, limpio, pullio, pototto su a partire da Sardegna. Deo insando su Sidoro, grazie a Sarragodu, che si potesse segnalare eventos culturali, concerti, a mostro, su a sa mail eventus rts novas zizigorro@gmail.com e noi ci caso di donare visibilità, di voi dai commenti poteuso. Grazie ancora per questo ascolto, grazie a Jonathan della Marianna che stava con noi fino a questo momento. Grazie a vosaltros. Buon numero a tutti, a si intende a esibire d'ora. Ci da chiedi. Adios.